Non mi tenevano i figli. O più giovane l'ora, ricette vicino pata. Papà, dammi la parte di bene che mi spettano. Io pata spartette bene fra di loro. Un pochi tempo a roba, o figlio più giovane si pigliai tutte cose soie e partette per un paese lontano a sperperai tutti i beni suoi vivendo in divizie e sguaiatezza. Quando però furono spendere tutti i soldi, da quello paese venette una grande carestia e essa ha cominciato a essere trovata in difficoltà. Allora si mettette insieme ad abitanti di quello paese che umannai in di campagna a pascolare maiale. E essa s'avesse voluto sfamare che baccelli che erano i maiale, ma nessuno cedeva. Allora rientrai in sé e dicette: quanti servi Padma tenono pane in abbondanza e qua mi sto morendo di fame. I mo maiz e vaga a do Padma e la rica. Papà, ho peccato contro il cielo e contro te. Io non so più degna di essere chiamata figlia tua. Trattami come una riserva tua. A così sai e tornai addopata. Ma mentre essa stava ancora lontana, o padovret e provai compassione. La corrette incontra, so bracciaia e so vasaia. Io figlio le ricette: papà, ho peccato contro il cielo e contro te. Non so più degna di essere chiamata figlia tua. Ma padre, ricette vicini di serva, facite impressa, portate qua la veste più bella, rivestitela, mettitela pure un anello rita, e scarpe pera, portate fuori vitelli più grosse, acceritela, mangiammo e facimmo festa, perché questo figlio mio era morto e mo è tornato in vita, era perduta e mo l'ha ritrovata. E si mettettero a fare una grande festa. Mo, il figlio più grosso si trovava in campagna e mentre tornava, come arrivai vicino alla casa, sentette la musica e balla. Chiamai a una riserva e le domandai: ma che sta succedendo? Io servo le rispondette: è tornata fratete e papà tuo ha ciso vederle più grossa perché l'ha avuta sana e salva. Essa ci rimanette male e non volette trasì. Allora il padre a scelta là fuori io pregava i trasirente. Ma essa rispondette vicino al padre e dicette: oi canna, da tant'anni io ti servo e non ha mai trasgredito neppure un comando tuo. A me però non mi è mai data neppure un capretto per fare festa insieme ai compagni miei. Ma quando è venuto sto figlio tuo che ha sperperato i beni tuoi che prostituta, tu ci sei visto o vederle più grossa. Ma padre la ricetta: figlio mio, tu stai sempre con me e ogni cosa mia è a toia. Ma mo aveva una festa e ci aveva mai rallegrare perché sto fratello tuo era morto e mo è tornato in vita.
era perduta e mo l'ha ritrovata.